È sempre un po' particolare pensare Padova come città d'acqua. In realtà Padova è città d'acqua e d'acque. Decisamente è la più forte identità culturale che abbiamo, la fluvialità, e nonostante ce ne siamo, come dire, un po' dimenticati, è effettivamente il nostro senso storico più antico e più profondo, e infatti lo festeggeremo proprio in questi 2 giorni. Un ritorno alle origini è lo spirito che muove i soci dell'Associazione di Voga alla Veneta Missi del Piovego, protagonista di una 2 giorni fra la Golena Licorno, la Specola e il Ponte dei Tadi, lungo il tronco maestro del Bacchiglione, che culminerà domenica 27 a partire dalle 18 nella tradizionale processione verso il piccolo oratorio di San Giovanni delle Navi. Faremo una processione acquea verso la chiesa di San Giovanni delle Navi, omonima appunto, sarà possibile visitarla, e poi questo corteo di barche poi tornerà verso qui dove siamo ora, cioè la sede della Licorno, che è l'attuale sede degli Amici del Piove. E la fase più caratteristica, più scenografica, sarà sicuramente di fronte alla Specola. Noi partiremo con un corteo da qui, ci fermeremo in quell'area e appunto per rievocare questa processione acquea verso la chiesa, e poi rievocheremo sempre noi soci una tradizione che è sia padovana che veneziana, cioè quella dei freschi, un piccolo cena sull'acqua. Una processione preceduta sabato da una regata su Mascarete, tradizionali imbarcazioni venete, un ritorno nelle acque padovane dopo la straordinaria esperienza vissuta da Alessandro Campioni domenica 20 giugno, quando lungo il fiume Brenta ha riaccompagnato alla Basilica della Salute di Venezia, in diretta su Rete Veneta, emittente del network Media Nord-Est, la reliquia dell'Urna di Sant'Antonio. È stato un evento storico incredibile, colmo di significati, soprattutto per chi è appassionato della tradizione padovana storica, e chiaramente la parte poi spirituale e religiosa è stata chiaramente altissima,